Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Uno sguardo alla prima pagina dell'ANSA e poi parliamo di economia, ma anche vi vorrei proporre un documento pubblicato oggi dal Foglio, tradotto sostanzialmente dalla rivista Da Bic, perché se non lo sapete senz'altro, ma insomma l'abbiamo saputo un po' tutti, che i califfi dello Stato islamico, il califfo e i suoi, hanno una rivista patinata che si accompagna al media center che utilizzano per diffondere le immagini che ben conosciamo, quelle delle decapitazioni e altro, molto curate, molto ben fatte. Anche la rivista è una rivista patinata, propagandistica e tradotta in varie lingue, pubblicata dallo Stato islamico, dal califfato. Un articolo in particolare, la rinascita della schiavitù prima dell'ora definitiva, quella l'ora diciamo in cui trionferà nella visione islamica delle cose coranica la giustizia di Allah, nello stesso numero della bandiera nera che sventola sull'obelisco di Piazza San Pietro a Roma. È stata pubblicata la foto dai giornali in questi giorni. La traduzione dell'articolo è quanto mai opportuna perché, come al solito, è un documento, poi ciascuno fa le sue valutazioni, e si accompagna questa traduzione del Foglio alla notizia data dal giornale sullo sventato attacco terrorista alla metropolitana di Milano. A proposito però di Milano, e poi parleremo anche di economia, perché va prendendo forma, per quanto ancora non ci sia il testo, anche la manovra economica, la finanziaria, la legge di stabilità, e ci si comincia a ragionare sopra. Ma la notizia di stamani, o meglio la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, si apre con la notizia degli arresti in corso a Milano per la vicenda Expo. L'ex manager di Expo, Antonio Acerbo, è stato arrestato questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sull'Expo della Procura di Milano. Antonio Acerbo, ex responsabile del padiglione Italia di Expo, è finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta del PM di Milano Claudio Gittardi e del PM Antonio D'Alessio, insieme all'imprenditore Domenico Maltauro, cugino di Enrico Maltauro, e all'amministratore delegato Andrea Castellotti, manager della società Tagliabue. Gli arresti peraltro sono in corso stamani. Avremo, presumo, degli aggiornamenti circa queste misure di carcere, di arresti in corso per l'indagine della Procura di Milano sull'Expo. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani c'è il primo morto in Europa di Ebola a Lipsia in Germania, un dipendente delle Nazioni Unite. Falso allarme a Roma invece per un giovane somalo. In ogni caso, un contagiato di Ebola è morto la notte scorsa in Germania, il primo decesso nel paese, come riferisce l'agenzia tedesca dpa, citando fonti sanitarie ufficiali. Si tratta di un dipendente africano delle Nazioni Unite, portato a Lipsia dalla Liberia. A Dallas invece è identificata un'altra persona a rischio negli Stati Uniti per il contatto avuto con l'infermiera contagiata al Presbyterian Health Hospital di Dallas. Psicosi Ebola a Roma, un immigrato somalo era stato trasportato al Policlinico Umberto I col sospetto che potesse essere infetto dal virus Ebola. Aveva, secondo quello che hanno appurato i medici, un attacco di epilessia. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, la notizia peraltro di ieri, riportata oggi dai quotidiani, della Camera dei Comuni britannica, che ha approvato una mozione che chiede il riconoscimento della Palestina come Stato, con 274 voti a favore, 12 contrari. Atto simbolico, ma che potrebbe avere conseguenze a livello internazionale. E infine, per quanto concerne il maltempo, a Genova cessa l'allerta, ma il tempo non migliora, non piove più sul basso Piemonte, torna il sole a Parma. Vi ricordo il sito del secolo XIX di Genova, il quotidiano genovese, dove c'è la guida per ottenere i rimborsi, si possono scaricare i moduli. Cessa l'allerta ma non l'emergenza, scrive stamani il quotidiano genovese nella sua edizione online. Traffico e linee della MT ancora modificate, 5 stelle contro Grillo, no alle passerelle, ma soprattutto guida per ottenere i rimborsi, i moduli potete scaricare da internet. Allerta 2 terminato, il maltempo però non è passato, il fango ieri ha invaso le vallate dell'Alessandrino, stamani scuole ancora chiuse, inchiesta su 3 anni persi, abbiamo capito stamani dall'articolo che abbiamo letto in rassegna stampa il perché, i leader dei grillini in città, il leader Grillo, attaccato però anche dai suoi, mentre dal governo arrivano 25 milioni ma non bastano, non sono i 95 dei titoli di giornale. E adesso diamo uno sguardo alla questione di Genova sotto il profilo del commento. Il commento di Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, in prima pagina ci riporta a una questione centrale: perché, avendo progetti e soldi, a Genova non si è fatto nulla?
È la domanda che si pone il direttore di Italia Oggi. Se c'era un motivo valido per mandare a casa tutta la classe dirigente italiana, questo motivo lo si è toccato con mano a Genova in occasione dell'alluvione di questa settimana. Purtroppo, quando si parla di classe dirigente, tutti pensano ai politici, che sono solo una parte della classe dirigente di un paese, e per quante responsabilità abbiano, non sono nemmeno la classe dirigente più responsabile nella disastrosa situazione italiana. Parlando di classe dirigente, purtroppo, scrive Magnaschi, si pensa subito a quella politica, perché è la parte più esposta e quindi anche più visibile. È la punta dell'iceberg, che può, sia pure a fatica, essere di tanto in tanto mandata a casa a seguito di elezioni o di sovvertimenti all'interno dei partiti. I vertici della pubblica amministrazione, per quanto disastrati, non solo restano sempre premiati e impuniti al loro posto, ma fanno anche carriera senza alcuna soluzione di continuità. Nel caso della spartizione dei premi di produzione, vengono presi dal 98% questi premi degli aventi diritto. A un governo di centrodestra può succedere un governo di centrosinistra, ma coloro che hanno in mano le leve del potere sono sempre gli stessi, a livello centrale e a livello periferico. È come se le elezioni non si fossero tenute. La storia del commissario per la gestione del Bisagno, che abbiamo letto stamani in rassegna stampa, è più che esemplificativa. Ed è quindi come se il volere degli elettori fosse del tutto ininfluente, scrive il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Il ristorante cambia l'insegna, ma siccome lo chef è inamovibile e insindacabile, la sbobba è sempre la stessa. I politici, che per fare questo loro mestiere debbono essere masochisti a livello d'eccellenza, prendono, come nel caso dell'alluvione a Genova, delle torte in faccia, usiamo un eufemismo. La loro prima reazione, impassibili come sono, è far finta di niente. Poi, se si accorgono che sono stati visti in queste condizioni, la torta in faccia se la tolgono col fazzoletto e aspettano che l'onda dell'indignazione passi per potersi rimettere la camicia bianca. La colpa dell'alluvione a Genova non è certo del temporale, che non può essere contrastato, ma della pubblica amministrazione che non ha saputo contenerne gli effetti devastanti. Senza voler andare indietro ai tempi del governo di Ciriaco De Mita, che 4 decenni fa definì il torrente Bisagno un'emergenza nazionale, restiamo pure al 2011, data in cui c'erano i soldi, tra l'altro in gran parte europei, ed erano pronti anche i progetti per l'intervento di regimazione delle acque. Quell'intervento, che non essendo stato fatto, ha comportato ora l'esondazione del Bisagno e l'allagamento di Genova. Come mai questo progetto non è stato realizzato? Semplice, perché l'opera è stata appaltata, ma subito dopo il consorzio di imprese, che era uscito soccombente, ha presentato un ricorso che si è incuneato nei meandri della giustizia amministrativa, determinando l'immediato blocco dell'inizio dei lavori. E ci ha informato stamani il Secolo XIX di Genova, era scritto male, tra virgolette, fin dall'inizio quel bando lì, dove si parlava di migliorie ma non di interventi di aggiornamenti in corso d'opera. Cioè una contraddizione in termini assoluta, per cui 3 commissari della commissione aggiudicatrice mettono nero su bianco: noi questa roba qui scritta dal commissario, l'ex prefetto Romano, prefetto di Genova, ce ne distanziamo, prendiamo le distanze da questo bando perché qui dentro ci sono già i germi di future contestazioni, e infatti tutto è rimasto fermo e bloccato. Le invettive non consentono di costruire le opere pubbliche, scrive ancora Pierluigi Magnaschi. L'intervento che doveva essere fatto non è stato fatto, non è stato realizzato appunto perché tutto si è incagliato nella giustizia amministrativa. Fermo restando che il bando magari era scritto male o contraddittorio fin dall'inizio, poi la giustizia amministrativa ci ha messo il suo bel tempo per decidere o non decidere. Il tutto è rimasto fermo per 3 anni. Con le invettive non si fanno le opere pubbliche, scrive ancora il direttore di Italia Oggi, e finora in Italia si sono sempre sprecate soltanto le invettive. Fino a prova contraria, la politica dovrebbe comandare sulla burocrazia. Finora, almeno a parole, Renzi ci ha fatto capire che anche lui la pensa così. Il modo di procedere a partire dall'esondazione del torrente Bisagno dovrebbe quindi essere diverso dalla solita inazione. Renzi, col decisionismo che dice di possedere, dovrebbe nominare un gruppo ristretto di ingegneri e di giuristi, più uno psicologo, scrive Magnaschi, che dovrebbe essere incaricato di analizzare perché un'opera pubblica progettata, finanziata, appaltata non ha preso il via. Bisognerebbe quindi ripercorrere tutta la procedura giuridico-amministrativa che oggi si deve fare al fine di individuare esattamente i colli di bottiglia
che hanno prolungato in maniera irragionevole i tempi di realizzazione dell'opera. Si deve poi definire, dopo aver individuato questi colli di bottiglia, il modo più esatto e risolutivo per farli saltare, o attraverso opportune, rapide modifiche di legge, o attraverso una ridefinizione dei percorsi burocratici per semplificare i controlli formali che spesso sono eseguiti, lo sanno tutti, solo per dire c'ero anch'io e avevo, volendo, il potere di mettere il veto che nuoce agli interessi della cittadinanza, ma nutre l'ego del burocrate, il burocrate apicale, di vertice, soprattutto se di poco peso. Per quanto si riferisce ai ricorsi, che spesso sono del tutto pretestuosi da parte dell'impresa che ha perso la gara, bisognerebbe attivare misure di responsabilizzazione. In assenza di questi vincoli, il ricorso può essere fatto, primo, per avere ragione, ma anche, secondo, con il solo scopo di rompere le uova nel paniere dell'impresa che ha vinto l'appalto, e così impara a vincere un'altra volta. In Germania, per esempio, in attesa della sentenza, i lavori procedono comunque e si potrebbe prevedere, in caso di soccombenza dell'impresa ricorrente, una penale rilevante commisurata al vero e completo danno che la collettività ha subito a causa dell'incauta causa intentata. Questa commissione, però, se intende raggiungere il suo scopo, non deve essere formale, ma concreta e operativa. Non deve elaborare massimi principi, specialmente giuridici, ma deve scoprire procedure applicabili. Deve riuscire a disboscare i percorsi burocratici. Per questo motivo non può essere formata da burocrati pubblici già in carriera, ma da gente di impresa che per mestiere sa come si gestiscono i problemi complessi. Il politico che vuole evitare altri casi Bisagno, conclude Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi, non può limitarsi a nominare la commissione come è successo in passato, ma deve seguirne i lavori passo passo e a lavoro concluso deve impegnarsi a trasferire senza miglioramenti peggiorativi da parte delle alte sfere burocratiche la trasposizione delle conclusioni in un'apposita legge che abolisca tutte le precedenti leggi dello stesso tipo. Se invece i politici abbandonano al suo destino questa commissione, la vanificazione del lavoro sarà certa. Il suo rapporto finirà in un cassetto. Invece nel cassetto debbono all'occorrenza finire coloro che vorrebbero insabbiarlo. In caso contrario nessuno pianga sull'alluvione del Bisagno, sarebbero lacrime di coccodrillo più che inutili, vergognose. Scrive il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Su Libero invece c'è un'intervista di Giacomo Amadori a una consigliera regionale della Bianca, Raffaella Della Bianca, consigliera di opposizione in Liguria, una lista civica, che è ingegnera. È burlando il vero colpevole, è l'opinione della consigliera Della Bianca, che punta il dito sul governatore della Liguria. Prodi lo nominò commissario straordinario per il Bisagno, ma lui fa scaricabarile. Serve un pool come quello per l'Expo. Si tratta dell'opinione di Raffaella Della Bianca, ingegnere prestato da anni alla cosa pubblica, la definisce Libero. In Liguria è sempre andata controcorrente, anche dentro al suo vecchio partito, il PDL, da cui è fuoriuscita nel 2012. Oggi è consigliere regionale nel gruppo misto e ha organizzato una lista civica per le prossime elezioni regionali come alternativa al centro-sinistra. Per quanto concerne il sindaco di Genova Marco Doria, secondo l'ingegner Raffaella Della Bianca, ha solo una parte di responsabilità per alcune manutenzioni ordinarie non fatte, per esempio fognature e tombini, ma è l'anello più debole della catena, il sindaco Doria. I veri colpevoli bisogna cercarli altrove. In queste ore si parla tanto dei dirigenti comunali responsabili del settore idrogeologico che sono stati premiati. Per le retribuzioni da risultato gli obiettivi dovrebbero essere più definiti, ma non accetto che 4 dirigenti facciano da capro espiatorio per gli altri. Il principale responsabile, politicamente parlando, è Claudio Burlando, dice Raffaella Della Bianca, consigliere regionale del gruppo misto in Liguria, e lo sottolineo, dice l'ingegner Della Bianca, visto che se l'è già scampata una volta. Accuso Burlando non solo nella veste di governatore, ma soprattutto in quella di commissario straordinario nominato già dal governo Prodi per il torrente Bisagno. Sul nostro territorio Burlando è il rappresentante di Roma per l'emergenza, con pieni poteri. Da lui dipende direttamente la commissione tecnica per fare le opere. Non può fare lo scaricabarile e dare la colpa alla burocrazia.
La Corte dei Conti a luglio ha bocciato il bilancio della Regione, dice ancora Raffaella Della Bianca. La settimana scorsa a Roma la Corte dei Conti a sezioni riunite ha respinto il ricorso, perciò la Regione ora ha il bilancio bloccato. È la conferma dell'implosione del potere PD in Liguria, ma soprattutto che non può essere il governatore, con tali e tanti fallimenti certificati alle spalle, a gestire i soldi in arrivo da Roma. Ci pensi bene, Matteo Renzi. Soluzione alternativa? Bisogna agire come è stato fatto per Expo e creare un comitato che deve sostituirsi alle istituzioni che non hanno funzionato. Ne dovranno far parte un tecnico, un magistrato, un uomo della Cassa Depositi e Prestiti per garantire i flussi di denaro necessari e soprattutto per risarcire chi ha subito danni. Seconda questione, non bisogna smantellare il ramo genovese di Finmeccanica, in particolare la Selex, che è in fase di vendita. Sarebbe il colpo definitivo per un'economia al collasso. La nostra è una delle città che più ha beneficiato in Italia di fondi straordinari per gli eventi che si sono realizzati dai mondiali di calcio del 90 fino al G8. Con tutte quelle risorse, dice la consigliera regionale ligure Raffaella Della Bianca, ingegnere, con tutte quelle risorse i governi locali avrebbero potuto realizzare le opere necessarie a mettere in sicurezza il territorio. Cioè i soldi non sono mancati dal 1990 a oggi in Liguria, dice Della Bianca. Il problema politico è che le opere idrauliche non portano voti perché danno scarsa visibilità pur salvando vite umane. Una politica clientelare predilige opere che si vedono per il mantenimento del consenso. I lavori negli ultimi anni sono stati fatti male. Esempio, la strada provinciale 226 che collega Savignone con Casella. Nei giorni scorsi è crollata nello stesso punto dove 3 anni fa era stata ricostruita. All'epoca le autorità si vantarono per la velocità dell'intervento, ma il problema è anche come lo si fa l'intervento, dice, intervistata da Libero, Raffaella Della Bianca, ingegnere e consigliere regionale in Liguria. Aiutaci a fermare l'invasione. Sabato 18 ottobre, alle ore 18 in Piazza Duomo a Milano, aspettiamo anche te. Basta con Mare Nostrum. Noi siamo nelle emozioni che provi quando vivi la tecnologia. È nella tua soddisfazione che noi ci siamo. E ci mettiamo tutta l'energia di 400 negozi e la più ampia scelta delle migliori marche, ai migliori prezzi, anche online. Nasce la più grande catena di elettronica in Italia. Ovunque, sempre. E con un cuore grande così. Ogni euro batte forte, sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, via! Tana per papà, tana per la mamma seduta accanto a papà, tana per Giulia accanto a me, tana per Fido nel portabagagli e tana per il mio amico invisibile. Nissan Note, spazio versatile in movimento. L'abitabilità e il comfort da 11.900 euro con anticipo zero. Info su nissan.it. Tana libera tutti! Nissan, innovation that excites. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo brevemente a questa intervista di Libero di Giacomo Amadori a Raffaella Della Bianca, ingegnere e consigliere regionale in Liguria, gruppo misto, lista civica, la quale chiude le sue considerazioni, oltre alla responsabilità del presidente della regione Burlando, con la questione dell'ARPAL, l'agenzia ligure per l'ambiente, che giovedì non ha dato l'allerta. Ed è andata bene, commenta l'ingegner Della Bianca, perché se l'esondazione del Bisagno fosse avvenuta di giorno, il conto dei morti sarebbe stato infinitamente superiore, se non altro per gli automobilisti che sarebbero stati spazzati via come dei rametti d'albero. L'ARPAL, l'Agenzia Regionale Ambiente Ligure, ha chiuso il bilancio 2013 con una perdita di 1.200.000 euro. Ha un tasso di assenteismo del 21%, con punte in alcuni uffici del 50%. L'anno scorso ha speso 16 milioni per pagare gli stipendi dei suoi 372 dipendenti. Un terzo di questi soldi è servito per i 49 dirigenti. Alla voce investimenti 400.000 euro, il 2,5% del monte stipendi, per acquistare software. È la triste realtà delle società partecipate, è la solita politica che preferisce pagare stipendi anziché innovarsi e crescere.
Chi avrebbe dovuto coordinare i soccorsi? La protezione civile, che dipende dalla regione, ma la casella del dirigente responsabile del servizio è attualmente vuota. Il risultato è che le centrali operative che si devono occupare delle emergenze sono spezzettate tra provincia, comune, vigili del fuoco, prefettura e regione senza coordinamento unico. Perché manca? Non lo so, conclude Raffaella Della Bianca. Quando vogliono, i dirigenti li nominano in 48 ore, magari a comando o temporanei. Chi è il responsabile politico delle emergenze in regione? L'assessore, che oggi ha la delega per la protezione civile ed è la candidata in pectore per le primarie del PD alle prossime elezioni regionali. Si chiama Raffaella Paita e rappresenta la continuità rispetto alla gestione Burlando. Così Raffaella Della Bianca, consigliera regionale del gruppo misto in Regione Liguria, nonché ingegnere. Su Libero oggi. Sul Foglio, ve l'ho citato rapidamente stamattina, c'è anche l'articolo di Giuseppe Marcenaro, proprio da Genova, sul Bisagno incazzato. La maledizione di Santa Brigida, il mugugno dei genovesi che pure buttano tutto nel torrente. Abbiamo visto anche qualche immagine, a dire il vero, di cosa c'era dentro in quei torrenti lì di rifiuti buttati. Le colpe del sindaco Doria, riluttante e fiacco, quale è stato raggiunto dalla notizia mentre era a teatro al Carlo Felice. Fuori era il finimondo. Si è stupito di non essere stato informato dell'evento dall'ARPAL, la citata ARPAL, l'Agenzia regionale per l'ambiente. Le nubi autorigeneranti, questo è il neologismo meteorologico che è stato usato in caso di questa bomba d'acqua, come la chiamano, altra espressione standard. Le nubi dispensavano l'ira di Dio e i modelli matematici invitavano invece alla serenità. Genova è una città che ha perduto i colori, scrive Giuseppe Marcenaro sul Foglio di oggi. Da che mondo è mondo i genovesi sanno cosa avviene a ogni principio di ottobre. Ceffoni e staffilate da infliggere anche ai trasandati cittadini genovesi e ai reggitori della cosa pubblica che trattano male o non si curano dei torrenti, scrive Giuseppe Marcenaro oggi sul Foglio di Giuliano Ferrara.
le mani di Arthur Rubinstein. Ma veniamo all'altra notizia del giorno, anzi io il documento che vi vorrei proporre, giustamente il Foglio lo traduce, poi ognuno, ripeto, si fa la propria pacifica, si fa per dire, opinione. Intanto la notizia data dal giornale, l'abbiamo citata stamattina, l'Italia non è tanto per dire nel mirino dello Stato islamico. Qualcuno dice, beh certo, immagini di propaganda, la bandiera che sventola in piazza San Pietro a Roma, simbolo della volontà di conquista da parte dei califfi dello Stato islamico, degli islamici che si riconoscono appunto in questo approccio, per così dire, bellico, che peraltro caratterizza fin dall'origine questa religione, visto che Maometto era un condottiero, un guerriero sostanzialmente, e il Corano identifica dei nemici. È inutile girarci intorno, perché poi possiamo edulcorare le pillole all'infinito, ma la sostanza è quella lì. Poi questo non esclude che le persone individualmente prese possano anche pensarla diversamente, anche riconoscendosi in una religione, quella islamica, che però ha determinate basi e premesse. Il Corano è molto chiaro, non c'è bisogno di tante interpretazioni, identifica dei nemici, e quando identifichi dei nemici, per solito con i nemici non hai relazioni tanto amichevoli. Se le hai a titolo individuale. Questo naturalmente non esclude che le persone singole poi possano pensare con la loro testa, ma se cogliamo l'aspetto politico della vicenda, le cose cambiano, e la bandierina che sventola in piazza San Pietro non è tanto un'immagine folcloristica, perché la cosa straordinaria nell'approccio all'Islam è che, benché siano chiari gli obiettivi e le premesse, in Occidente sono stati presi da tantissimi come cose folcloristiche, propagandistiche, così un po' bizzarre, no? Ovvero c'è qualcuno che dice chiaramente cosa vuol fare, e qui lo si prende come un tipo bizzarro, un tipo folcloristico, uno che dice ma sì, la spara grossa, figurati cosa combinano se ci arrivano. Noi abbiamo questo atteggiamento di superiorità culturale che in realtà è un tratto di marcatissima inferiorità, tra l'altro, e che induce anche a una minor forza intellettuale e pratica e materiale, concreta. Comunque queste sono considerazioni mie, che sono naturalmente discutibilissime come tutte le considerazioni in Occidente, perché dall'altra parte ci sono invece delle verità, punto e basta, che sono propagandate. Poi, ripeto, ci sono magari milioni di persone che non le accettano e finiscono a volte anche male, perché perfino numerosi islamici sono finiti male, però il confronto va fatto con queste verità. Possono piacere, non piacere, ma sono anche il nutrimento di qualcosa che non è propriamente una bizzarria propagandistica, un sogno, un'illusione, qualcosa che è più grande della Gran Bretagna, tanto per partire, è lo Stato islamico. Poi si capirà chi lo ha finanziato, chi lo ha supportato, magari si capirà che ci sono anche tanti occidentali con la coscienza sporchissima. Tutto ciò non impedisce di partire da un dato di fatto. Questa roba qui, il califfato, è diventato uno Stato sostanzialmente che si estende in una zona cruciale del vicino Oriente per una porzione di terra grande più della Gran Bretagna, come l'Italia e più, anzi. Per cui è un dato di fatto del quale prendere atto, e se pubblicano una rivista dove ci sono scritte delle cose non fa male conoscerle. E come non fa male conoscere che, e ce l'ha fatto conoscere il Marocco, il capo degli 007, cioè dei servizi segreti del Marocco, che è stato sventato per poco, per un soffio, un attentato alla metropolitana di Milano, e c'era un piano contro le basiliche di Padova e Bologna, non anni fa, ma da parte dei soggetti che abbiamo citato prima, facenti riferimento al califfo dello Stato islamico, al-Baghdadi. L'Italia dunque, racconta oggi Luigi Guelpa sul giornale, è nel mirino dello Stato islamico, e lo confermano anche i servizi segreti del Marocco, cioè è stato il numero uno, il capo dei servizi segreti marocchini, a dire esplicitamente che ci sono stati attentati sventati in ultimo, in extremis, tra Milano, Bologna e Padova. A questo punto, scrive il giornale con Luigi Guelpa, la bandiera nera che sventola sull'obelisco di piazza San Pietro a Roma non è più solo un'ossessione del califfato, non è più soltanto propaganda. Il gruppo di al-Baghdadi accarezza il sogno di conquistare e poi abbattere i simboli della cristianità. Per la propaganda il califfato si affida a Dabiq. Dabiq che cos'è? È una rivista, un magazine, che è il magazine ufficiale del perfetto jihadista dello Stato islamico. Una pubblicazione aberrante, la definisce il giornalista del giornale, corredata di immagini che sembrano tratte da alcuni dei più famosi videogiochi di guerra della PlayStation. Nel mensile dello Stato islamico, nella pubblicazione anzi dello Stato islamico, il magazine, la rivista Dabiq,
Si parla di crociata fallita nell'ultimo numero, con riferimento ai raid aerei della coalizione a guida americana sull'Iraq e sulla città siriana di Raqqa, una delle roccaforti dello Stato islamico. E mentre il portavoce di al-Baghdadi, Abu Muhammad al-Adnani, ribadisce per l'ennesima volta di voler marciare sul Vaticano per spezzare le croci con la benedizione di Allah, dal Marocco arrivano appunto voci molto poco rassicuranti su alcuni blitz pianificati da aderenti allo Stato islamico nei minimi dettagli anche in Italia. L'Italia è un obiettivo concreto, non c'è simulazione nei propositi del califfo, e a confermarlo è stato nei giorni scorsi Mohamed Yassin Manzouri. Costui è il capo dei servizi segreti del Marocco. Il funzionario marocchino, anzi il capo degli 007 marocchini, ha parlato esplicitamente di cellule pronte a colpire nella metropolitana di Milano, così come nella Basilica di Sant'Antonio a Padova e in quella di San Petronio a Roma. Manzouri è l'uomo forte del re del Marocco Mohamed VI, è un James Bond che ha l'abilità di un consumato 007, secondo almeno le cronache del Nord Africa. Si è costruito negli anni l'aura di chi sbriciola le cellule di Al-Qaeda e sventa attentati con grande abilità. Siccome però non esce dalla penna di Ian Fleming, James Bond, ostenta narcisismo e nei giorni scorsi si è sottoposto al fuoco incrociato della stampa marocchina, raccontando anche alcune sfumature e forse qualche segreto di troppo del suo lavoro. Frasi che hanno scatenato la collera del ministro degli esteri del Marocco, che ha chiesto la sua testa al premier marocchino Ben Kiran. In un passaggio Manzouri, che da 9 anni guida i servizi segreti del Marocco, parla anche dell'Italia e rivela di aver sventato una serie di attentati alla metropolitana di Milano e alle basiliche di Padova e Bologna. La cellula era marocchina e interagiva con alcuni fiancheggiatori in Italia. Siamo riusciti, ha detto Manzouri, a fare un buon lavoro. Il gruppo è stato messo in condizioni di non nuocere. Gli scenari del terrorismo in Marocco sono peraltro in continua evoluzione, soprattutto dopo l'attentato del 2011 al caffè Argana di piazza Jemaa El Fna a Marrakech, dove trovarono la morte 16 persone. Il capo dell'intelligence marocchina ha snocciolato gli ultimi dati tra cellule di nuova costituzione, guerriglieri che agiscono sul vasto territorio del Maghreb, ma anche in Spagna, in Italia o nella polveriera del califfato iracheno. All'atto pratico, ha detto il capo dei servizi segreti del Marocco, abbiamo neutralizzato 126 cellule, arrestato 2.676 persone e bloccato sul nascere 276 attentati. È difficile, ha detto ancora il numero 1 degli 007 marocchini, contenere una galassia in così rapida evoluzione. In un recente incontro con il segretario di Stato statunitense John Kerry, Manzouri, il capo degli 007 del Marocco, ha messo in guardia anche gli Stati Uniti, rivelando possibili obiettivi degli adepti alla guerra santa in giro per il mondo. Il califfo al-Baghdadi vorrebbe colpire anche in Tunisia, provocare una strage sul collegamento metropolitano tra Parigi ed Euro Disney, sistemare ordigni all'Europarlamento di Strasburgo, all'aeroporto londinese di Luton e, con una nuova cellula presente in Messico, penetrare in California e Arizona. Questo secondo ciò che dice il numero 1 degli 007 del Marocco. Ma veniamo al documento, che è peraltro commentato oggi anche da Libero, con l'articolo di Francesco Borgonovo a pagina 15, Donne infedeli da schiavizzare, parola di Allah. Il patinato house organ del califfato, cioè la patinata rivista del califfato islamico, dedica un articolo all'argomento Donne infedeli da schiavizzare. Per il Corano è giusto violentarle. Sulla copertina di Dabiq, la bandiera nera che sventola a San Pietro. Ci sarebbe dunque, o c'è, anzi, secondo coloro che hanno scritto questo articolo per la rivista dello Stato islamico, Dabiq, c'è una giustificazione teologica nell'Islam che autorizza la schiavitù sessuale alla quale gli jihadisti dello Stato islamico stanno sottoponendo le donne rapite in Iraq, in particolare quelle della minoranza yazida. Lo spiega il gruppo guidato da Abu Bakr al-Baghdadi in un articolo intitolato Il ritorno della schiavitù prima dell'ora, l'ora finale dell'Islam, in riferimento al giorno del giudizio, il giorno finale, giusto appunto. Sul giornale si legge che bisogna ricordare che schiavizzare le famiglie degli infedeli e prendere le loro donne come concubine è previsto dalla Sharia, la legge islamica. In pratica,
le donne yazide, una minoranza curda che vive principalmente nel nord dell'Iraq, possono essere legittimamente catturate o rese concubine o schiave sessuali. A denunciare le azioni dello Stato islamico contro donne e bambini yazidi è Human Rights Watch, che parla di crimini orribili in aumento contro gli yazidi in Iraq, e nel silenzio, perché dopo i primi articoli comparsi in occasione degli assedi ad alcune enclave yazide se ne parla più. Il consulente di Human Rights Watch, Fred Abrams, aveva detto di avere ascoltato storie scioccanti di conversioni forzate, matrimoni forzati, schiavitù e abusi sessuali. In alcuni casi le vittime sono minorenni. Così Libero, ma è il Foglio di Giuliano Ferrara, la pagina 4 dell'inserto di oggi, a proporre integralmente l'articolo in questione. L'articolo apparso sul numero 4 della rivista Dabiq. È molto attivo lo Stato islamico o califfato che dir si voglia sotto il profilo mediatico. Lo sappiamo benissimo, c'è un media center che produce video di altissima qualità dal punto di vista dello spessore cinematografico, diciamo così, e c'è una rivista patinata, molto ben fatta, che si chiama Dabiq, e quella sul cui ultimo numero sventolava appunto la bandiera nera dello Stato islamico in piazza San Pietro. Le yazide sono nostre schiave, così il Foglio di Giuliano Ferrara riassume il lungo articolo dove si espone la dottrina dello Stato islamico che, secondo loro, giustifica il rapimento di massa e la schiavitù delle donne. E leggiamocelo, questo articolo tradotto oggi dal Fatto Quotidiano, che inizia così. Nel corso della conquista dell'area del Sinjar, nella regione di Ninawa, lo Stato islamico si è trovato di fronte alla popolazione degli yazidi, una minoranza pagana che esiste da secoli nelle regioni dell'Iraq e del Levante. La loro esistenza, fino al giorno d'oggi, è una questione su cui i musulmani dovranno rendere conto nel giorno del giudizio, nell'ora finale, in quanto Allah ha rivelato Ayat as-Saif, cioè il versetto della spada, oltre 1400 anni fa. Il versetto della spada recita così: quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete gli infedeli ovunque li incontriate, catturateli, assediateli, tendete loro agguati. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è clemente e misericordioso. Questa è una citazione coranica nell'articolo, anzi comparso nel numero 4 della rivista Dabiq, oggi tradotto dal Foglio. Nello stesso numero c'è la famosa bandiera nera, che l'abbiamo vista sui giornali in questi giorni, del gruppo dello Stato islamico che sventola sull'obelisco di piazza San Pietro a Roma. Dopo la citazione coranica, uccidete gli infedeli ovunque li incontriate, catturateli, assediateli, tendete loro agguati. Se poi si pentono, eseguono l'orazione, pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Ma è difficile interpretare parole di questo genere, è come se fossero scritte nel Vangelo, tanto per capirci, nel Nuovo Testamento. A differenza però, diciamo così, di chi si riconosce pienamente nel Corano, noi la prendiamo molto più laicamente anche la predicazione evangelica. E per fortuna, direi, visto che sono passati svariati secoli, per arrivare a una mentalità un po' più laica. Allora, il credo degli yazidi, prosegue l'articolo in questione, rivista Dabiq, la rivista dello Stato islamico, il credo degli yazidi al giorno d'oggi, è cambiato nel corso del tempo, prevede l'adorazione di Iblis, che loro considerano un angelo decaduto ma poi perdonato, tra gli angeli a cui era stato ordinato di prostrarsi davanti ad Adamo. Iblis rifiutò di prostrarsi davanti ad Adamo, e gli yazidi considerano questa arrogante disobbedienza nei confronti di Allah come il suo atto più nobile. Essi ritengono che Iblis sia stato frainteso dagli uomini, lo considerano buono e illuminato e dicono che Allah lo perdonerà nel giorno del giudizio, dopo averlo già perdonato in anticipo per aver pianto lacrime di pentimento per un periodo di migliaia di anni. Così hanno fatto di Iblis, che è il più grande dei demoni, il simbolo dell'illuminazione e della pietà. Quale più grande disobbedienza può esserci di questa? Si domanda l'articolista che ha pubblicato questo articolo sul numero 4 della rivista Dabiq, la rivista propagandistica pubblicata dallo Stato islamico. E qui si legittima, si parte ragionando sugli yazidi, sono il massimo degli infedeli, per quello c'è il massimo di odio nei loro confronti, ancor più che non nei confronti dei cristiani, se si può fare una scala gerarchica dell'odio manifestato in queste settimane e mesi
da coloro che hanno conquistato terre su terre e hanno creato lo Stato islamico. Con gli yazidi ce l'hanno in maniera particolare e qui spiegano anche il perché. Il loro credo, prosegue l'articolo, è una tale distorsione della verità che anche i cristiani adoratori della croce li hanno considerati per anni adoratori del diavolo e satanisti, come è registrato nei resoconti degli occidentali e degli orientalisti che hanno incontrato e studiato gli yazidi. Ed è davvero ironico che Obama ritenga questi adoratori del diavolo come la ragione principale del suo intervento in Iraq e nel Levante e che si allei con i Peshmerga, una banda di mercenari legati al gruppo marxista PUK e alleati con il gruppo marxista PKK, un'organizzazione terroristica secondo le leggi da infedeli in cui l'Occidente crede. Prima della crede, tra virgolette, scrivono gli estensori dell'articolo per la rivista dello Stato Islamico, che prosegue così. Prima della presa del Sinjar, agli studenti della Sharia nello Stato Islamico è stato chiesto di fare ricerche sugli yazidi per capire se devono essere trattati come un gruppo originariamente politeista o come un gruppo nato come musulmano ma che poi ha compiuto apostasia a causa dei molti insegnamenti islamici che si applicherebbero al gruppo, ai suoi individui e alle sue famiglie. A causa delle terminologie in arabo usate da questo gruppo per descrivere se stesso o il suo credo, alcuni studiosi musulmani contemporanei hanno classificato gli yazidi come una possibile setta di apostati, non come una religione politeista originale, ma in seguito a ulteriori ricerche è stato determinato che questo gruppo esisteva fin dall'età del peccato, cioè l'età pre-islamica, vale a dire, prima che arrivasse Maometto col suo Corano, era l'età del peccato. L'età pre-islamica era l'età del peccato e questi yazidi esistevano da prima, dall'età pre-islamica del peccato. Il gruppo degli yazidi è poi diventato, fra virgolette, scrive la rivista Dabiq, islamizzato grazie alla popolazione musulmana, al linguaggio e alla cultura che li circondava, benché non abbiano mai accettato l'Islam né abbiano mai detto di averlo adottato. L'origine apparente di questa religione, la religione degli yazidi, scrive ancora la rivista Dabiq, rivista dello Stato Islamico, l'origine apparente di questa religione è da ricercarsi nello zoroastrismo dell'antica Persia, reinterpretato però con elementi del culto dei Sabei, del giudaismo e del cristianesimo. Infine ha trovato espressione nel vocabolario eretico del sufismo estremo. I sufi non stanno molto simpatici a questa gente qui, per quanto qualcuno magari in Occidente li consideri una versione moderata, laica dell'Islam. È una via ascetica particolare, non si può prendere un gruppo ultraminoritario, anzi a sua volta diviso in tanti gruppi sufi differenti, e farne l'immagine di tutto l'Islam. Si sbaglia di grosso, come chi prendesse un monaco in cima al Monte Athos e dicesse questo è il cristianesimo. Pertanto, prosegue la rivista Dabiq, lo Stato islamico si regola con gli yazidi come la maggioranza dei giuristi islamici ha detto che i politeisti devono essere trattati. Al contrario degli ebrei e dei cristiani, per gli yazidi non c'è spazio per il pagamento della decima, cioè gli ebrei e i cristiani sono privilegiati perché credono in un Dio solo. Se si sottomettono, se pagano la tassa, si convertono naturalmente, se si convertono o se si sottomettono e pagano la tassa possono, come dire, essere tollerati. Questi qui proprio no. E infatti questo spiega quello che è apparso anche dalle cronache che abbiamo letto, il maggior accanimento, la maggior ferocia nei confronti degli yazidi, ancor più che non verso i cristiani. Inoltre, prosegue l'articolo della rivista Dabiq, le loro donne possono essere messe in schiavitù al contrario delle donne apostate, di cui la maggioranza dei giuristi dice che non possono essere schiavizzati e si può dare loro l'ultimatum di pentirsi o di affrontare la spada, sempre agli yazidi. Dopo la cattura, le donne e i bambini yazidi sono stati dunque divisi, secondo la Sharia, tra i combattenti dello Stato islamico che hanno partecipato alle operazioni nel Sinjar. Il Sinjar è quel monte, ricordate di aver letto magari gli articoli sui giornali nelle scorse settimane, quel monte verso il quale erano fuggiti gli yazidi, quel monte dove si erano anche trovati
in condizioni di essere senza acqua, senza cibo, e molti sono morti di questi yazidi in fuga. L'assedio al monte del Sinjar è stato anche raccontato dai nostri quotidiani. E qui viene raccontato dalla rivista Dabiq, dalla rivista dello Stato Islamico, dal loro punto di vista. Dunque, dopo la cattura, le donne e i bambini yazidi sono stati divisi, secondo la Sharia, tra i combattenti dello Stato Islamico che hanno partecipato all'operazione nel Sinjar, dove si erano asserragliati o erano in fuga gli yazidi. Dopo che un quinto degli schiavi è stato trasferito alle autorità dello Stato Islamico per essere diviso come pagamento della quinta parte, scrive la rivista Dabiq. Questa riduzione di massa in schiavitù di famiglie politeiste è probabilmente la prima dall'abbandono della legge della Sharia. L'unico altro caso conosciuto, benché più ridotto, è quello della riduzione in schiavitù delle donne e dei bambini cristiani nelle Filippine e in Nigeria da parte dei mujahideen del posto, cioè filippini o nigeriani. Pubblicità e poi andiamo avanti nella lettura di questo articolo comparso sul numero 4 della rivista Dabiq, la rivista dello Stato Islamico, nella quale c'è anche la famosa bandiera nera del gruppo dello Stato Islamico che sventola sull'obelisco di Piazza San Pietro a Roma. Qui si spiega il trattamento ricevuto dagli uomini e dalle donne, e specialmente dalle donne yazide, e si spiega perché gli yazidi sono il peggio del peggio dal punto di vista dei califfi. Dal cuore della Brianza, acqua celtica, per migliorare la qualità di vita dei padani. Grazie a New Line e a Radio Padania, se sei tra i primi 50 a telefonare, ti verrà assegnato gratuitamente un impianto di depurazione acqua di ultima generazione. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati.
Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766. laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo allora a questo bell'articolo comparso sul numero 4 della rivista Dabiq, la rivista dello Stato Islamico, oggi tradotto integralmente da Il Foglio, pagina 4 dell'inserto. Qui si spiega l'atteggiamento in particolare dei miliziani, dei teorici, dei teologi, dei capi politici, che è tutta una cosa sola, dello Stato Islamico nei confronti in particolare della minoranza yazida, il male peggiore. Questa riduzione di massa in schiavitù di famiglie yazide, politeiste, questa è la loro colpa principale, è probabilmente la prima dall'abbandono della legge della Sharia. L'unico altro caso conosciuto è quello della riduzione in schiavitù di donne e bambini cristiani nelle Filippine e in Nigeria da parte dei mujahideen locali del posto. Le famiglie yazide fatte schiave, scrive ancora Dabiq, la rivista dello Stato Islamico, sono vendute dai soldati dello Stato Islamico come i politeisti erano venduti dai compagni del profeta prima di loro. Molti insegnamenti ben conosciuti sono rispettati, compresa la proibizione di separare una madre dal suo bambino piccolo. Molte delle donne e dei bambini politeisti, cioè yazidi, hanno accettato l'Islam di buon grado, scrive Dabiq, e ora si impegnano a praticarlo con evidente sincerità dopo la loro uscita dall'oscurità del politeismo. Il messaggero di Dio ha detto: Allah è pieno di meraviglia per le genti che entrano nel paradiso in catene. Questo passo è stato riportato nella raccolta di insegnamenti al-Bukhari, in base all'autorità di Abu Huraira. I commentatori della traduzione dicono che questo si riferisce alle persone che entrano nell'Islam come schiavi e poi entrano in paradiso. Abu Huraira disse nel commentare le parole di Allah: voi siete la migliore tra le nazioni, voi li portate con le catene intorno al collo fino a che non entrano nell'Islam, che è un approccio abbastanza interessante, diciamo così, alla conversione religiosa. Dopo questa discussione, e mentre ci avviciniamo ad al-Malama al-Kubra, cioè la grande battaglia finale combattuta tra musulmani e cristiani, la più grande battaglia prima dell'ora del giudizio, dopo questa discussione, in qualsiasi momento arrivi la battaglia finale, Allah volendo, scrive la rivista dello Stato Islamico, è interessante notare che la schiavitù è stata menzionata come uno dei segni dell'ora del giudizio, così come una delle cause di al-Malama al-Kubra, cioè della battaglia finale tra musulmani e cristiani. Perché eliminati questi politeisti e gli ebrei, poi rimane l'ultimo ostacolo al trionfo della verità assoluta coranica, cioè i cristiani. Il messaggero di Dio ha detto che uno dei segni dell'ora del giudizio è che la schiava dà alla luce il suo padrone. Questo è stato riportato da al-Bukhari e da Muslim sulla base dell'autorità di Abu Huraira e da Muslim sulla base dell'autorità di Umar. Gli studiosi citano molte interpretazioni per questo insegnamento, alcune delle quali si allontanano dall'applicazione della schiavitù perché era già presente e comune nelle loro epoche. I passi che seguono vengono da commenti che indicano che la schiavitù è un'interpretazione probabile. Questo è tanto più il caso dopo l'abbandono della schiavitù a partire dalla ascesa della legge pagana e dopo l'abbandono del jihad. Ibn Rajab al-Hanbali, cita ancora la rivista Dabiq, la rivista dello Stato Islamico, tradotta oggi dal Foglio, pagina 4 dell'inserto del quotidiano diretto da Giuliano Ferrara, che passa adesso a una serie di citazioni per corroborare questa visione delle cose, soprattutto nei confronti degli yazidi politeisti, male assoluto, ma anche il primo da eliminare più facilmente, perché dopo tocca agli altri, le genti del libro, ebrei cristiani. Ibn Rajab al-Hanbali ha detto, mentre spiegava questo insegnamento: gli studiosi non sono d'accordo sul suo significato, la questione della schiavitù. È stato detto che le conquiste delle terre degli infedeli e la cattura di schiavi aumentano e di conseguenza le concubine aumentano di numero fino a che le schiave daranno alla luce i loro padroni
E questo è perché il figlio del padrone ha lo status del padrone, è un uomo libero come suo padre, e dunque in questo senso la schiava ha fatto nascere il suo padrone. È anche stato detto che la schiava dà alla luce il suo padrone significa l'aumento delle conquiste delle terre degli infedeli e la cattura di schiavi, fino a che una ragazza è presa dalla terra degli infedeli in giovane età, poi è liberata nella terra dell'Islam. Poi sua madre è portata come schiava dopo di lei e questa ragazza compra sua madre e la usa come donna di servizio, senza sapere che la schiava è sua madre. Questo è successo nell'era islamica. Questa interpretazione è come quella precedente, indica che uno dei segni dell'ora del giudizio è l'aumento delle conquiste e la cattura di schiavi dalla terra degli infedeli. È anche stato detto che il significato della schiava che dà alla luce il suo padrone è che le persone rifiutano il matrimonio e si rivolgono solo alle concubine, e Allah conosce meglio di tutto. Ibn Rajab, scrive ancora la rivista Dabiq, la rivista dello Stato Islamico, ha anche detto, e si apre un'altra citazione, questo indica la conquista di terre e l'alta incidenza di schiavi presi fino a che le concubine e i loro bambini aumentano in numero. La schiava diventa una schiava del suo padrone, mentre i suoi bambini hanno lo status di padroni su di lei. Questo è perché il figlio del padrone ha lo status del padrone e dunque il figlio della schiava ha lo status del suo possessore e padrone. Nawawi, altro saggio citato dalla rivista islamica, che comunque corrobora queste posizioni, come vedete, con una serie di citazioni teologiche per dare lo spessore che devono avere da un punto di vista anche dottrinale. Poi uno può prendere tutta sta roba qua come bufala. Sì, l'hanno scritta i nostri servizi segreti, l'ha scritta qualche mestatore di acqua e chi vuole il malessere globale nel mondo. Prendetela come volete, io non lo so se questa roba chi l'ha scritta, quando l'ha scritta. Sta di fatto che scritta è, che c'è una rivista pubblicata dallo Stato Islamico che esce, che è diretta a coloro che si riconoscono e magari dall'Occidente e dall'Europa partono per andare a combattere per lo Stato Islamico. Mettetela come diavolo volete voi, ma queste sono parole scritte, possiamo valutarle, ripeto, in 100.000 modi, dubitare della loro origine, tutto quello che volete, però sta di fatto che sono un documento e ce lo leggiamo per così com'è, corroborato da queste citazioni teologiche islamiche. Nawawi ha spiegato questo insegnamento dicendo, due punti, aperte virgolette, la maggioranza degli studiosi dice che questo predice l'aumento in numero delle concubine e dei loro bambini, perché il figlio di una concubina ha lo status del suo padrone. Un altro saggio islamico, Ibn Hajar, ha commentato questa interpretazione dicendo a sua volta, due punti, aperte virgolette, ma questa interpretazione è discutibile perché la schiava che dà alla luce era un fatto che capitava quando questa dichiarazione è stata fatta. Inoltre, la gran parte delle conquiste delle terre dei politeisti, la messa in schiavitù delle loro famiglie e la presa delle loro donne come concubine è avvenuta all'inizio dell'era islamica. Ancora, prosegue la rivista Dabiq, rivista dello Stato Islamico, sembra che quelli che si allontanano dall'interpretazione letterale della schiavitù lo facciano perché era già presente e comune nelle loro epoche in una maniera tale che trovavano difficile capirla come riferimento alla schiavitù. Ma dopo l'abbandono della schiavitù da parte dei musulmani e il suo successivo ritorno, questa interpretazione letterale diventa molto più plausibile. Inoltre, un insegnamento su cui bisognerebbe riflettere è il lungo editto, diciamo così, di Dabiq, riportato da Muslim sulla base dell'autorità di Abu Huraira. In questo insegnamento è menzionato che i romani dicono ai musulmani, dopo che i romani si sono posti nei ranghi vicino a Dabiq, lasciate noi e quelli che sono stati schiavizzati tra di noi, così possiamo combatterli. I musulmani allora rispondono no, per Allah, noi non abbandoniamo i nostri fratelli a voi. La sanguinosa battaglia finale, quella dei musulmani contro i cristiani, inizia dopo questa breve discussione. Nawawi ha commentato questo insegnamento dicendo: è stato riportato in due forme, quelli che hanno fatto schiavi alcuni di noi e quelli che sono stati fatti schiavi tra di noi. Al-Qadi dice in Al-Masharik: quelli che sono stati fatti schiavi tra di noi è la versione della maggioranza ed è quella corretta. Io, Nawawi, dico che sono entrambe corrette, perché loro prima sono stati fatti schiavi come infedeli e poi hanno fatto schiavo l'infedele.
Questo è successo nei nostri tempi. Difatti, la maggioranza delle armate islamiche nel Levante e in Egitto era inizialmente schiava in quanto infedele e ora fa schiavi gli infedeli. Li hanno fatti schiavi molte volte nella nostra epoca. Loro fanno schiavi in una sola occasione migliaia di infedeli. Tutta la gloria è merito di Allah per aver rafforzato l'Islam e avergli dato onore. Dopo questo, prosegue il testo dell'articolo apparso sul numero 4 della rivista Dabiq, la rivista dello Stato Islamico, quella della bandiera nera dello Stato Islamico sull'obelisco di Piazza San Pietro a Roma, è chiaro da dove Shaikh Abu Muhammad al-Adnani Shami prenda ispirazione quando dice, un'altra citazione teologica, e così noi vi promettiamo, o crociati, cioè noi, con il permesso di Allah, che questa campagna sarà la vostra ultima campagna, sarà distrutta e sconfitta, esattamente come tutte le vostre campagne precedenti sono state distrutte e sconfitte, ma stavolta noi vi assaliremo dopo la vostra sconfitta e voi non ci assalirete più. Noi conquisteremo la vostra Roma, romperemo le vostre croci e faremo schiave le vostre donne con il permesso di Allah, il sublime. Questa è la nostra promessa a voi. Lui è glorificato e non delude le sue promesse. Se non riusciremo questa volta, allora i nostri figli e nipoti lo faranno e venderanno i vostri figli come schiavi al mercato degli schiavi. Davvero il nostro Signore è sempre vigile. Prima che Satana mostri i suoi dubbi ai deboli di mente e di cuore, uno dovrebbe ricordare che fare schiave le famiglie degli infedeli e prendere le loro donne come concubine è un aspetto ben stabilito della Sharia, e se uno lo negasse e schernisse sarebbe come negare e schernire i versetti del Corano e la narrazione del profeta, e dunque compirebbe apostasia contro l'Islam. Allah Ta'ala ha detto: in vero, prospereranno i credenti, quelli che sono umili nell'orazione, che evitano il vaniloquio, che versano la decima e che si mantengono casti, eccetto con le loro spose e con schiave che possiedono, e in questo non sono biasimevoli, mentre coloro che desiderano altro, loro sono i trasgressori. Infine, si conclude l'articolo della rivista dello Stato Islamico, la rivista Dabiq. Molti studiosi contemporanei hanno detto che la fine della schiavitù ha provocato un aumento di peccati morali, adulterio, fornicazione, eccetera, perché la Sharia non prevede alternative al matrimonio. Così un uomo che non si può permettere di sposarsi con una donna libera si trova circondato dalle tentazioni verso il peccato. Inoltre, molte famiglie musulmane che hanno assunto governanti per i lavori nelle loro case affrontano la tentazione di una khalwa, di una reclusione proibita, e la relazione sessuale illecita che ne consegue tra l'uomo e la governante, se essa fosse una concubina, questa relazione sarebbe legale se quella è schiava concubina. Questo ancora deriva dalle conseguenze di abbandonare il jihad e di inseguire il secolo. Possa Allah benedire il suo Stato islamico con la rinascita di ulteriori aspetti della religione che tiene tra le sue mani. Così si conclude l'articolo della rivista Dabiq. Certo, non essere detto una ventina d'anni fa che nel 2014 saremmo stati alle prese con testi di questo genere, letti sui giornali come cronaca, non ci avrei creduto, non ci avrei potuto credere. E non sto sorridendo, però non ci avrei potuto credere, sarebbe stata un'affermazione incredibile.
E questo era sempre Arthur Rubinstein, intermezzo di Johannes Brahms, opera 118, numero 2 in La maggiore. Resta poco tempo e vediamo anche di dare un aggiornamento sulla notizia che apriva la prima pagina e tuttora la apre dell'Ansa di stamani. Ai domiciliari Acerbo, ex manager Expo, e altri 2, le accuse nei suoi confronti da parte della Procura di Milano. Antonio Acerbo, ex responsabile del padiglione Italia di Expo, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano, insieme all'imprenditore Domenico Maltauro e ad Andrea Castellotti, manager della società Tagliabue. Ad Antonio Acerbo circa un mese fa era stata notificata un'informazione di garanzia con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta, reati, secondo l'accusa, commessi a Milano tra il 2012 e il luglio 2013 in relazione all'appalto per le vie d'acqua dell'Expo. Sotto la lente degli inquirenti erano finiti alcuni contratti di consulenze sospette, tra cui quello fatto ottenere al figlio, ora indagato per riciclaggio, da circa 30.000 euro. Nei giorni scorsi Acerbo si era dimesso dalla carica di subcommissario Expo e da quella di responsabile del padiglione Italia. Il GIP Fabio Antezza ha posto, accogliendo la richiesta della procura, ai domiciliari anche il cugino dell'imprenditore Enrico Maltauro e Andrea Castellotti, impegnato nei lavori per il padiglione Italia dell'Expo. Il giudice ha invece respinto una nuova richiesta di arresto per Enrico Maltauro, da poco rimesso in libertà. In un comunicato stampa firmato dal procuratore della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati, viene spiegato che nell'ambito delle indagini coordinate dai PM Gittardi ed Alessio è stata notificata dalla Guardia di Finanza di Milano l'ordinanza di misure cautelari agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Milano Fabio Antezza nei confronti di 3 persone. Antonio Acerbo, appunto, nato all'Aquila nel 1949, responsabile unico del procedimento di Expo 2015 SPA della gara d'appalto Vie d'Acqua Sud. Gian Domenico Maltauro, nato a Vicenza nel 1948, dipendente della Maltauro SPA. Andrea Castellotti, nato a Milano nel 1965, facility manager del padiglione Italia Expo 2015 SPA, già direttore commerciale della società Tagliabue SPA. Tutti e 3 gli arrestati sono accusati di turbativa d'asta e corruzione, reati commessi a Milano fino al 10 luglio 2013. Per gli stessi reati, si legge ancora nel comunicato, si procede in stato di libertà nei confronti di Enrico Maltauro, imprenditore vicentino, arrestato lo scorso maggio nel primo filone dell'inchiesta sull'Expo, quello con al centro la cosiddetta cupola degli appalti, Frigerio, Greganti, eccetera. Per questo filone, infatti, i PM Gittardi ed Alessio hanno già chiesto, è notizia pubblicata oggi dai giornali, il processo con rito immediato a carico di 7 persone, tra cui l'ex funzionario del Partito Comunista Primo Greganti, l'ex parlamentare democristiano Gian Stefano Frigerio e l'ex senatore di Forza Italia Luigi Grillo. Lo scorso 17 settembre invece erano state effettuate le prime perquisizioni nella nuova tranche dell'indagine con un'informazione di garanzia a carico di Acerbo. Gare truccate in cambio di consulenze per il figlio, lo ipotizza sempre la Procura di Milano nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari di Acerbo e altre 2 persone. Al momento sono 2 i contratti finiti nel mirino dei pubblici ministeri, così precisa a questo momento l'ANSA. Salutiamo qui, vi segnalo oggi ci sono diversi articoli sui giornali per l'uscita dell'ultimo lavoro di Paolo Conte, 77 anni. L'ultimo lavoro si intitola Snob, anche se la parola dà il titolo al CD, ma non mi piace, dice il grandissimo Paolo Conte. Preferisco i dandy, dice Conte. La migliore, secondo me, delle recensioni, che è anche un'intervista, la trovate a pagina 26 de Il Giornale. Resto un artigiano, ma non ho perso la voglia di sognare. A 77 anni Conte pubblica il nuovo disco, a fine mese parte in tour. Da Rocchetta Tanaro, Asti, una cantina di Giacomo Bologna, tra l'altro. È stato presentato il disco di Paolo Conte, noi ne sentiamo un brano, Tropical, credo sia gradito e quanto mai opportuno anche per tirare una boccata di veramente alta musica, dopo quelle parole messe in fila che abbiamo letto prima, che sinceramente sarebbe stato impensabile, credo, poter leggere come fatti di cronaca fino a non moltissimi anni fa. Comunque, Tropical di Paolo Conte, il suo nuovo album Snob, omaggio più che dovuto e più che sentito da parte mia a un grandissimo musicista piemontese e provinciale, come si definisce lui.
dice cose interessantissime anche sullo stato della musica di oggi nell'intervista al giornale. Comunque, Tropical Paolo Conte, buon ascolto e buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Vi ricordo però nel pomeriggio, siccome la giornata oggi è ampiamente dedicata anche alla Russia, Marco Pinti, nella sua trasmissione Rebellot dalle 16:30, dedicherà l'intera trasmissione proprio all'argomento della Russia, con Giulietto Chiesa anche ospite in studio qui a Radio Padania. Quindi appuntamento nel pomeriggio alle 16:30 con Marco Pinti. E buon ascolto intanto.